lotta, mai si arrende. Udine top anche nel basket, il cuore si accende. Cividale, grinta e passione. Volley, Palmerston, svola, che emozione. L'agenda chiama, resta con noi. Friuli Sportivo, siamo eroi. Risultati con l'azione, ogni giorno un'emozione. Se siamo con te. Amici di Tutto Udinese, buon pomeriggio e ben ritrovati con il consueto appuntamento con l'Agenda, la trasmissione in cui vi teniamo aggiornati su tutto ciò che accade nello sport del Friuli Venezia Giulia. Quest'oggi io non sarò da solo perché, come vedete, ho una spalla che mi condurrà e aiuterà durante il corso della trasmissione, quindi do il benvenuto ad Alessio. Ciao Davide, ciao a tutti. E ovviamente per il primo spezzone non possiamo che parlare di Udinese, un Udinese che è scesa in campo ieri, quindi è un argomento bello caldo, visto che non sono passate neanche 24 ore da quella che è stato il pareggio dei ragazzi di mister Kostaruniaic contro il Bologna, un pareggio che ha permesso all'Udinese di interrompere una striscia negativa da 5 sconfitte di fila, una striscia negativa pesante, abbastanza pesante, perché l'Udinese non perdeva 5 partite di fila dai tempi di Oddo, e soprattutto il mister come spesso ricorda, nella sua carriera non aveva mai perso 5 partite consecutive, quindi è stato un momento un po' pesante per tutti, nonostante la classifica ti dica che la salvezza era già cosa raggiunta, quindi non era un problema sicuramente per la graduatoria, ma sicuramente abbiamo vissuto tutti male questo filotto negativo che è stato interrotto ieri in una gara dove l'Udinese ha dato dei segnali molto, molto interessanti e finalmente ha mostrato una reazione rispetto alle ultime gare, dandoci anche diversi spunti di discussione, perché c'è stato il ritorno di Davis, un Sanchez in panchina, un utilizzo di Pagero al posto di Lovric, un Cabasele tornato in grande spolvero con tanto di fascia di capitano e che ha giocato anche un'ottima gara, quindi è stato un punto solo, forse potevano essere 3, però ci dà tanti spunti che andremo ad analizzare. Prima però chiedo ad Alessio come ha visto lui la partita. Sì, io sono pienamente d'accordo con quello che hai detto tu. Alla fine, dopo 5 sconfitte consecutive, secondo me la cosa più importante era cercare di dare una svolta proprio a livello di atteggiamento, perché nelle 5 gare precedenti l'Udinese non solo aveva perso e aveva anche segnato poco, ma aveva dimostrato di essere quasi assente in campo. Mentre nella gara di ieri, comunque, si è intravisto, diciamo, un approccio anche più positivo rispetto a quello che si è visto nella gara contro il Torino, che comunque non era stato malvagio, diciamo. Però l'Udinese ha improntato subito la gara in maniera molto, molto aggressiva, infatti dopo 2 minuti e mezzo Davis ha spaccato la porta, ha centrato la traversa, e ci sono state, soprattutto nella prima frazione, una serie di occasioni nelle quali magari si poteva fare un po' meglio sotto porta, però comunque è una prestazione che rimane e speriamo che dia il via a un bel finale di stagione che possa portare anche alla squadra all'obiettivo dei 50 punti e soprattutto a quello del 10° posto, che servirà più che altro per programmare nel migliore dei modi anche la prossima stagione. Sì, chiaramente andando a guardare poi quella che è la nuova classifica della Serie A dopo la 34esima giornata che si è andata a concludere appunto nella giornata di ieri, è un punto che poi, se vogliamo andare a guardare, come dire, il concreto ti sposta un po' poco, perché alla fine comunque un Como che dopo il grandissimo mercato di gennaio ha veramente messo le ali e sta volando con 4 vittorie consecutive, adesso è a quota 42, all'11° posto in classifica. Tu sei ancora sotto, però sicuramente è stato molto, molto importante riuscire a spezzare il momento negativo, anche alla luce del fatto che adesso l'Udinese andrà ad affrontare 2 partite dove sulla carta, con la mentalità giusta, puoi andare a giocartela molto più facilmente,
a Cagliari, contro un Cagliari che ha vinto nell'ultima giornata, quindi comunque non è ancora del tutto al sicuro, perché ha ancora uno scontro diretto al terzultimo posto con il Venezia, però ha +8 sul terzultimo posto, anche se c'è lo scontro diretto, diciamo, con la vittoria di ieri a Verona si è messo un po' in sicurezza. Poi affronterà il Monza che, sarà con tutta probabilità matematicamente retrocesso, quindi tutti gli occhi sono all'11 maggio per il ritorno alla vittoria in casa. Ecco, poi chiaramente contro Juve e Fiorentina bisognerà vedere anche Juve e Fiorentina quanto avranno da chiedere al campionato e tu come l'affronterai, perché restano 2 squadre molto complicate da affrontare. Forse quota 50, la famosa quota 50 di cui hanno parlato tanto anche mister e giocatori, è non dico impossibile da raggiungere, ma quantomeno diventa molto difficile. Vedremo adesso il raggiungimento del 10° posto, se sarà possibile, perché adesso dipende molto da Torino e Como. Però ecco, era molto importante, direi, per affrontare al meglio queste ultime 4 partite, riuscire a, spezzare il momento negativo, perché io, non so tu Alessio, ma ho visto un Udinese contro Milan e Torino soprattutto, che voleva sì ribaltare l'inerzia, ma l'ho vista molto frenetica. Contro il Bologna ho visto una squadra molto più ordinata e consapevole di cosa deve fare, e credo che sia anche il miglior viatico appunto per le gare contro Cagliari e Monza. Sì, sicuramente appunto le ultime 5 partite, come ho detto in precedenza, avevano lasciato anche molta confusione nella squadra. Secondo me ieri ha fatto anche la differenza l'ingresso di Davis proprio, la titolarità di Davis, che comunque ha dato un punto di riferimento davanti ed è un giocatore completamente diverso rispetto a Luka, perché comunque Luka è più secondo me un uomo d'area di rigore, mentre Davis abbiamo visto che veniva a prendersi palloni anche a centrocampo, giocava molto per la squadra, serviva i compagni, e secondo me è stata quella anche la differenza. Poi c'è stata una bella prova difensiva, alla fine un terzetto molto inedito, formato appunto da Christensen, Cabasele e il gigante Solé. Però sì, è un punto che muove poco a livello di classifica, però fa tanto secondo me a livello morale, perché ora tra 4-5 giorni si andrà all'Unipol Domus a Cagliari e sappiamo che non è una sfida tutt'altro che semplice. Poi la speranza, come hai giustamente detto tu, è quella di ritrovare i 3 punti in casa contro un Monza che sarà già in Serie B probabilmente. E poi comunque nelle ultime 2 partite alla fine tu te la giochi senza aver niente da perdere, perché comunque sia Juventus che Fiorentina si giocheranno l'Europa, poi sarà da valutare se la Champions League o qualcosa di meno. Poi c'è anche da tenere in considerazione che la Fiorentina potrebbe anche giocarsi la finale di Conference, e quindi l'attenzione potrebbe essere su quella e non sul campionato. Quindi secondo me diciamo che ci sono cioè, ci sono tutti i presupposti per poter fare un finale di stagione all'altezza, insomma, anche per cercare di ribaltare un po' la situazione visti gli ultimi risultati, ecco. Però la partita con il Bologna secondo me ha lasciato buonissime indicazioni. Sì, 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 assolutamente sì. E soprattutto tu hai citato uno dei grandi protagonisti, perché se è vero che Solé ha vinto l'MVP, chiaramente la mentalità ha fatto la differenza per mantenere la porta inviolata, però lì davanti, se c'è stato un ritorno, a un certo livello di pericolosità, direi che molto del merito va assolutamente al ritorno di Keenan Davis, un giocatore che è mancato molto, purtroppo sappiamo che fisicamente è un giocatore che non fa dell'integrità appunto fisica il suo punto di forza. Era stato messo in preventivo che potesse saltare qualche partita. Purtroppo anche quest'anno, come nella scorsa stagione, il problema muscolare che ha patito si è prolungato parecchio nel tempo, ed è un giocatore che è mancato molto, perché sotto molti punti di vista, come ha dimostrato anche nella giornata di ieri, è nettamente più pronto di un Lorenzo Lucca, che senza Thauvin è entrato nettamente in difficoltà. Davis anche da solo ieri ha dato dimostrazione di poter reggere, da solo l'intero reparto offensivo, giocando un primo tempo di altissimo livello, e probabilmente, penso io, non va a vincere l'MVP solo perché chiaramente, per ovvie ragioni fisiche, non ha potuto reggere i 90 minuti, e la sua gara è durata
forse anche, come ha detto Runeic, un pochino troppo rispetto alle aspettative, perché ne aveva per 1 oretta di gioco e lo si è visto, però in quell'ora di gioco ha veramente, dato la sensazione di stare molto bene finalmente, e di essere quell'attaccante che ti è mancato nelle ultime giornate, senza appunto Thauvin, perché Davis da solo è riuscito a far salire la squadra, ma anche a collegarsi con i compagni con degli scambi molto interessanti, perché prende la traversa nei primissimi minuti, poi favorisce anche però l'azione dove Kellenkamp, a tu per tu con Skorupski purtroppo non riesce a battere l'estremo difensore del Bologna. Quindi una prestazione, mi verrebbe da dire, Alessio, totale da parte di Davis, e mi vien da dire probabilmente sarà lui il fattore in queste ultime 4 giornate, con un Thauvin che non sappiamo se e quando rientrerà, e con un Lucca che probabilmente ci sarà, ma ci vorrà un attimo per ritrovare il ritmo dopo aver perso un paio di gare. Sì, assolutamente. Io ci tengo a dire che secondo me, diciamo che viste le assenze di Lucca e Thauvin, l'assenza di Davis è un po' passata in secondo piano, perché come abbiamo visto nella partita di ieri, comunque è un giocatore che ti ha fatto reparto da solo, perché sì, magari aveva Ekkelenkamp, Attah e anche molte volte Pagero che si inserivano, però comunque quando i palloni arrivavano davanti era sempre lui a controllarli, e tutte le azioni offensive dei bianconeri passavano dai suoi piedi, quindi oltre che aver giocato insomma un ruolo importante, cioè aver fatto una ottima prestazione individuale, ha giocato molto bene per la squadra proprio. E sicuramente sarà lui l'uomo, diciamo, l'uomo di riferimento dell'attacco bianconero nelle ultime partite. E come hai detto giustamente tu, purtroppo il suo limite sarà sempre, presumo, la sua integrità fisica, perché comunque quando è sceso in campo anche quest'anno, oltre che ricordarci ancora del gol salvezza della precedente stagione, ha sempre fatto la differenza. È sempre stato un giocatore molto importante per questa squadra, però secondo me non dico che c'è da riflettere anche sul suo futuro, però avere un giocatore che magari ti disputa un terzo di stagione, forse qualche dubbio ti viene, ecco, secondo me, però sulle sue qualità tecniche, insomma, non si mettono in dubbio, anzi, assolutamente. Però ecco, diciamo che, come hai detto bene tu, l'unica cosa che gli ha impedito di vincere il premio di MVP ieri è stato proprio il fatto che comunque non ha retto tutti i 90 minuti, come era preventivabile d'altronde, però comunque ha giocato un'ora di gioco veramente importante, di alto livello, e la speranza è che possa trovare sempre più continuità e che possa anche, diciamo, rimanere in campo per tutta la partita, soprattutto visto che non si sa ancora quando recupereranno Lucca e Thauvin. Assolutamente, abbiamo un commento anche interessante, perché ci scrivono: "Con Davis in forma tutto il campionato, quanto avrebbe giocato Lucca?" Diciamo che, ecco, chiaramente col senno del poi non è facile rispondere, perché lì bisognerebbe poi andare a vedere come avrebbe voluto costruire Runeic il suo attacco. Sappiamo che per il mister Davis era abbastanza centrale, nel progetto, poi con tutti i dubbi, sull'integrità fisica, perché comunque sai, considerare al centro del tuo attacco un giocatore che proprio per sua storia ti fa metà delle partite è sempre un po' un azzardo, però aveva fatto un bel programma, di minutaggio per Davis il mister, e sembrava fosse riuscito a trovare la giusta dimensione per Keenan, per sfruttarlo al massimo, e ci ricordiamo perfettamente che in alcune partite ha preferito proprio Davis a Lucca, cioè con un Davis al top della forma, giocando con una sola punta, per il mister era Davis, il titolare. Poi io non so tu, Alessio, io l'accoppiata Davis-Lucca l'ho sempre vista comunque abbastanza bene, perché Davis è bravo a scaricare Lucca dai compiti in cui non è ancora in grado di incidere. Cioè Lucca, quando scende e deve dare là l'azione, ancora non è assolutamente ai livelli di Keenan. Con Keenan ad affiancarlo era Davis che riusciva a legare il gioco, e Lucca poteva fare sostanzialmente centravanti di area di rigore, che è quello in cui è quello in cui è più bravo. Ci ricordiamo la gara con il Cagliari, dove proprio la coppia d'attacco diede proprio l'impressione di essere compatibile e di funzionare molto bene. Poi purtroppo, ripeto, non possiamo saperlo col poi, perché Davis da dicembre in poi non l'abbiamo proprio più avuto, però secondo me potevano funzionare anche in coppia. Sì, assolutamente, anche come hai citato benissimo l'esempio della partita col Cagliari, dove appunto
sono sembrati una coppia molto, molto affiatata e comunque sono stati proprio loro due a essere i marcatori di quella partita che l'Udinese ha vinto. Però sì, hai detto bene, comunque potrebbero giocare bene insieme. Il problema però è sempre quello che in pochissime occasioni Rooney li ha avuti a disposizione entrambi. E poi comunque c'è anche da prendere in considerazione il fatto che se Toven c'è e sta bene, Beh, chiaro. forse sicuramente, anzi, uno tra i due cioè, viene lasciato fuori. Però comunque Diciamo che un sono po' due però attaccanti. il sogno di tutti i tifosi e anche il nostro era di vedere tutti e 3, però Esatto, con magari Luca Davis e dietro Toveni, insomma, a girare. Però, insomma, speriamo che sia una possibilità per il prossimo anno, ma onestamente tra vicende di mercato, poi varie altre cose, non, ne dubito, insomma. Però comunque Davis, come hai detto bene tu, è veramente un giocatore importante per questa squadra e come ci ha detto il nostro ospite da casa, il nostro tifoso da casa, è un peccato non aver proprio avuto la possibilità di averlo di averlo avuto a disposizione per tutto l'anno, perché hai detto bene tu anche che col senno di poi alla fine è facile parlare, però sarebbe stato davvero interessante, ecco, andare a scoprire cosa, anche tutto il contributo che avrebbero potuto dare alla fase offensiva, ecco. assolutamente sì, assolutamente sì. A chi ha un altro giocatore che ha fatto una più che onesta, partita e che ultimamente forse è mancato, bisognerà capire poi o forse non lo sapremo mai, quanto per qualche acciacco fisico che pare aver avuto e quanto per scelta del mister, è un Pajero che si sta riscoprendo sostanzialmente tuttocampista, perché ce l'ha spiegato anche il tecnico in conferenza, lo vede esterno, lo vede mezzala, lo vede in futuro sotto punta, quindi praticamente vede un Pajero ovunque. E ieri in un'altra gara dove, è stato chiamato a fare tantissimo lavoro in entrambe le fasi, ha fatto direi che ha risposto più che presente. Ehm, chiaramente con un Lovric che è ultimamente sottotono, Pajero che gioca così, magari è risaltato anche di più. Però, questo è un ragazzo che forse, è stato anche addirittura sottoutilizzato, dal tecnico, perché ieri abbiamo visto quanto, oltre a coprire sempre molto bene gli spazi ed aiutare la difesa, perché comunque se sei riuscito per una buona ora di gioco a spegnere, le bocche di fuoco, del Bologna, e anche, è anche merito oltre di un Bologna che magari il Bologna non è andato ai ritmi al 120 all'ora, però ci sono anche tanti meriti dell'Udinese e oltre alla compattezza difensiva, la stessa difesa è stata aiutata anche molto dal centrocampo e sicuramente le corse indietro di Pajero sono state fondamentali e inoltre è stato anche capace di rendersi pericoloso, non solo su punizione, che abbiamo visto una skill che non sapevamo avesse Pajero, perché non ce lo ricordavamo calciare le punizioni, però ne ha calciata una e anche discretamente bene, però si è reso anche protagonista di un paio di belle percussioni e discese per aiutare Kellenkamp e Davis lì in attacco. Quindi questo è un ragazzo che forse in quelle settimane, adesso non lo so come ti poni tu, forse non è stato capito del tutto dal mister? O vogliamo dar credito e non stava bene fisicamente? Sì, c'è anche da dire che non ha, appunto, non ha mai trovato proprio continuità di prestazioni e come hai detto tu neanche di condizione fisica magari nel corso di questa stagione, però secondo me per come proprio ieri Rooney ci ha preparato la partita, Pagliero è stato il giocatore perfetto in fase di interdizione. Comunque è stato molto importante in entrambe le fasi perché lui era sempre il primo ad andare ad aggredire, a fare la prima pressione nei confronti insomma, della difesa del Bologna e come hai detto tu si è reso anche pericoloso in più di qualche circostanza. Ecco, l'unico neo che io voglio, nonostante sia per me sia stato uno dei migliori in campo, Mh-mh. l'unico neo che diciamo legato alla sua prestazione di ieri è stato il fatto che magari è mancata un po' di lucidità negli ultimi metri, perché mi viene da ricordare ad esempio l'occasione in cui calcia con il mancino e non alza la testa e non serve Camarà che magari era posizionato
in maniera migliore, quindi forse quella è stata, non dico un'occasione sprecata, però mi piacere cioè, forse è stato un po' troppo egoista, però ovviamente questo non toglie nulla, anzi alla sua prestazione, che secondo me Pagero anche in passato comunque aveva già ricoperto ruolo anche di trequartista, quindi comunque tecnicamente è un ottimo giocatore. Poi sappiamo che la sua vera forza è proprio l'aggressività, la corsa, la grinta proprio. E poi secondo me non è stato impiegato troppo nel corso di questa stagione, perché comunque da quando Runjaic ha, diciamo, ha provato il 4-4-2, la coppia di centrocampo è stata quella tra Karlstrom e Lovric, e sembravano veramente insostituibili in quel periodo. Poi magari, viste le ultime uscite di Lovric, poco positive, soprattutto quella contro il Torino, che è stato per me il peggiore in campo e ha fatto una serie di errori veramente imperdonabili, Pagliero ha avuto un'ottima occasione ieri, comunque l'ha sfruttata, e la speranza è proprio quella che possa ritrovare, che possa aver ritrovato anzi la forma migliore, che è un giocatore, potrebbe essere un giocatore veramente importante per questo finale di stagione. Mh-mh. Allora, vedo tanti dei commenti che vanno a pensare magari già alla rosa del prossimo anno, e posso capirlo chiaramente, perché comunque a conti fatti, a parte i 2 obiettivi che l'Udinese ha per la gloria, ovvero i 50 punti e il 10° posto, a conti fatti, la stagione, va verso la chiusura, e sai che ti sei salvato con larghissimo anticipo, cerchi di chiudere al meglio, e quindi chiaramente la testa di tanti tifosi va verso il futuro. Ora, chiaramente sul discorso fasce, chi resta, chi parte, dovremmo aprire probabilmente, 1 ora di trasmissione a parte, perché comunque ci sono tanti giocatori inevitabilmente chiacchierati in sede di mercato, perché hanno fatto bene, dai vari Viola a Solea, lo stesso Thauvin, che sappiamo avrà ancora 1 anno di contratto, visto che la clausola per il rinnovo automatico sarà assolutamente attivata. Solé, tra l'altro, ieri MVP della partita, che ha portato in campo un'altra prestazione, direi assolutamente solidissima, ed è tornato un po' il Solé che avevamo apprezzato tra gennaio e febbraio. Ha avuto anche lui un momento, diciamo, magari di incertezza, un po' come tutta la squadra. La prestazione col Genoa, ecco, mi viene in mente in primis, dove non è stato lo stesso Solé di altre volte, però ieri contro una squadra che sta lottando per un piazzamento in Champions League, direi è stato assolutamente, non dico perfetto, ma assolutamente di livello. Chi invece ha fatto tanto discutere, fa discutere e sta facendo discutere anche oggi con un paio di messaggi sui social, e per il quale la lente ingrandimento va anche in ottica prossimo anno, perché comunque, non stiamo parlando di un giocatore, che è uno di più, anzi stiamo parlando di comunque un campione, che poi adesso andremo ad analizzare perché, per come, gioca, non gioca. Chi sta facendo discutere in ottica anno prossimo è ovviamente Alexis Sanchez, che oggi, diciamo, si è lanciato un paio di messaggi, e dopo aver, presumo, vinto la partitella in una partitella in allenamento, ha deciso di postare una foto con, i suoi compagni per la partitella, con tanto di tecnico: "Mister, con me si vince sempre, i campioni sono così". Ieri abbiamo visto che non si è nemmeno scaldato, e francamente non credo sia stato un problema fisico per lui, perché se Sanchez ci dice che sta bene fisicamente, è evidente che, cioè, bisogna dargli fiducia. Però è altrettanto vero che è evidente che, il feeling, con il tecnico, per tante ragioni, e forse alcune neanche le conosciamo, non è scattato. Parliamo comunque di un giocatore che, al di là del curriculum che ha, che, chiaramente, fa invidia a tutti i giocatori che sono attualmente in squadra, anche allo stesso Thauvin, perché Sanchez sappiamo che, al di là dell'annata ad Udine clamorosa che fece e che gli permise di arrivare nei top club, poi ha uno storico che parla di Manchester United, Arsenal e Barcellona. Quindi età o non età, il talento e la tecnica non sono assolutamente in discussione, e lui doveva essere un po' l'alternativa a Thauvin nei momenti in cui Florian non ci sarebbe stato, perché Sanchez è quell'altro giocatore in grado di darti qualità. Il mister però, continua a non vederlo, e ieri non ha deciso di non vederlo nemmeno, ehm,
per uno spezzone. Ora, e poi ora in tanti cominciano magari anche a chiedersi: resteranno entrambi l'anno prossimo? L'Udinese dovrà fare una scelta? Resta uno e l'altro parte? Alessio, tu la questione Sanchez è ovviamente per tutta una serie di ragioni bella spinosa, perché stiamo parlando di un simbolo dell'Udinese del passato. Sì, secondo me c'è da dire una cosa, prima di tutto, che comunque il rapporto tra Krunic e Sanchez non è mai sbocciato, cioè, perché comunque anche quando magari Sanchez ha avuto delle occasioni non l'ha mai sfruttata ed è sembrato molto, diciamo, in confusione anche per il campo. E per un giocatore della sua classe è una cosa proprio molto strana a dirsi. Però sì, sinceramente penso che non siano messaggi casuali quelli che comunque ha voluto mandare pochi minuti fa. È un rapporto appunto che non è mai sbocciato e sicuramente saranno da fare delle valutazioni per il prossimo anno, però alla fine penso che quelle si faranno per il bene della squadra. Di certo c'è anche da dire che la stagione di Sanchez è stata molto influenzata dai numerosi e continui problemi fisici che ha avuto, che anche quelli potrebbero far dubitare, ecco, su un possibile futuro in bianconero del cileno, perché alla fine dopo, per la prima parte di stagione non l'hai avuto, poi l'hai avuto a tratti e come ho detto in precedenza, quando ha avuto le occasioni alla fine non ha mai lasciato il segno. Però comunque rimane un giocatore di una classe immensa, di un giocatore che comunque è anche un uomo spogliatoio e quindi fa la differenza anche in quel punto, sotto quel punto di vista lì. Quindi sicuramente, appunto, come ho detto, saranno da fare delle valutazioni, però è una situazione, diciamo, non è la situazione ideale, ecco. Sì, diciamo che ecco, io vedo un problema duplice, ed è un peccato dirlo perché stiamo parlando di quello che veramente potrebbe essere un valore aggiunto per l'Udinese di quest'anno e anche dell'anno prossimo, visto che comunque, il Nigno l'ex Nigno ormai, perché tanto Nigno più non è, avrebbe ancora sulla carta un altro anno di contratto come esattamente ce l'ha il tecnico. In primis, dal mio punto di vista, perdere la preparazione estiva, a una certa età diventa un problema serio e lo abbiamo già sperimentato sulla nostra pelle con Pereira l'anno scorso, che saltò la preparazione estiva e infatti fece un'annata abbastanza a singhiozzo. Diede qualcosa, però non era il Pereira che conoscevamo e lì sicuramente il grave infortunio patito immediatamente, il dover riprendere ritmo, poi una volta che hai ripreso ritmo vai in nazionale, hai un nuovo affaticamento muscolare che ti rallenta di nuovo e quindi tutto questo serie di fattori sicuramente ha inciso e potenzialmente quest'estate questo con un po' di fortuna è un problema che non avrai, perché in teoria se Sanchez resta e va in ritiro con la squadra, fa la preparazione estiva e può riuscire finalmente a fare un'annata anche nell'allenamento settimanale normale, riuscendo finalmente a prendere il ritmo che quest'anno gli è sostanzialmente sempre mancato. Poi, c'è il punto di vista del invece tecnico, perché sappiamo che Runjaic non è stato un suo desiderio quello di avere Sanchez, è stata una scelta della società che ha voluto dare un valore aggiunto a questa squadra. Sappiamo perfettamente che c'è un grande rapporto tra il Pozzo e il Nigno, è legato a questa terra dal fatto che comunque ha fatto degli investimenti in ambito del vino molto importanti e quindi si è voluto andare a riunire questa famiglia, consapevoli che comunque Sanchez per valore assoluto qualcosa te la doveva dare, nonostante l'età. Bisognerà vedere Runjaic come può, riappianare le divergenze con il cileno e che ruolo può andargli a costruire, perché ad oggi lo abbiamo sempre visto in compiti che gli appartenevano poco. L'unica partita dove Sanchez forse ha potuto fare ciò che voleva fare è stata quella con l'Atalanta, dove era lui sostanzialmente il faro dell'attacco e abbiamo visto un super Sanchez che purtroppo, ehm, ha sbagliato quell'occasione prendendo i 2 legni, dove forse con un gol, sai, l'entusiasmo che vai ad acquisire avrebbe magari anche cambiato la situazione. Però forse, ecco, mi viene da pensare che
Sanchez si veda quasi da falsa prima punta, cioè comunque da o comunque da protagonista dell'attacco, mentre Rooney ce lo vede più da spalla, avendo già Luka e Davis nel reparto. E da lì è nata un po' tutta una serie di compressioni che hanno fatto sì che Sanchez finisse fuori dai radar. Sì, poi i continui cambi di modulo secondo me non hanno aiutato. Poi Esattamente, sì. la poca fiducia, diciamo, dell'allenatore nei suoi confronti, pur nonostante le sue qualità tecniche non si possono mettere in discussione, secondo me ha fatto un po' la differenza, perché basti pensare, ad esempio, quando sono arrivati i primi problemi fisici, ad esempio, di Toveno, di Lucca, diciamo che Sanchez non è mai stato quello che andava a sostituirlo, anzi, Roonic molte volte, anzi, sempre ha preferito ad esempio Iker Bravo, oppure ha provato Ekkelenkamp trequartista, oppure addirittura Attah, e quindi secondo me questo riassume un po', ecco, la stagione di Sanchez, ecco, e anche il rapporto tra i due. Poi, come hai detto bene tu, la partita nella quale sono rivisti dei tratti, ecco, del vero Sanchez è stata proprio contro l'Atalanta, nella quale aveva giocato in coppia con Toveno addirittura, e quindi entrambi diciamo che non è che avessero un ruolo ben impostato, ben stabilito, ma diciamo che svariavano molto. E forse è quella libertà che Runjaic nel corso di questa stagione ha dato solo a Toven, e forse non si fida ancora a darla a Sanchez, diciamo così, o forse non si è mai fidato, anzi. Però la speranza, ecco, che questo rapporto si possa ricucire, perché sappiamo benissimo che nonostante Sanchez sia appunto un uomo anche spogliatoio, abbia una voglia matta di giocare, quindi sappiamo che potrebbe ancora fare la differenza, perché i colpi che li ha lui non li ha nessuno nella squadra bianconera. E dopo hai detto bene anche tu, comunque la preparazione ha fatto anche la sua parte, perché comunque sì, diciamo che ha iniziato ad allenarsi con la squadra a inizio stagione inoltrato, e questo non ha aiutato. Però insomma vedremo anche le valutazioni che farà la società, che valutazioni farà appunto la società sia su Sanchez che su Runjaic, e sicuramente non ci si può aspettare un cambio di rotta in questo finale di stagione sotto questo punto di vista, secondo me. No, beh, anzi abbiamo visto che ad oggi il problema può solo acuirsi, tant'è che è nato un botta e risposta in questi ultimi 2 giorni, perché anche Runjic comunque sabato in conferenza stampa gli ha tirato una frecciatina non da poco, seppur col sorriso come fa sempre, dirgli: "Sì, sì, ha ragione lui, decido io", è un messaggio sintetico e bello diretto, e quindi Sanchez poi ha risposto. Speriamo che, ecco, il problema non si acuisca troppo in queste giornate, e che comunque poi con la calma che ti permette di avere l'estate, tutte le parti, società compresa, insieme a Diller, chi meglio di Diller conosce Sanchez, avendoci giocato insieme, possono trovare una quadra per sfruttare quello che comunque può essere un valore aggiunto. Poi è chiaro che il futuro sono i vari Iker Bravo, Pafundi, eccetera, che l'Uni ci sta andando un po' su l'Uni ci sta un po' lavorando, però comunque riuscire a sfruttare ancora magari gli ultimi tocchi del cileno sarebbe un qualcosa di importante. In chiusura della parentesi udinese, se la regia mi supporta, dovremmo avere anche qualche parola di Runjic post Bologna. Eccoci qui, ci aspettavamo una gara difficile, sono contento per la mia squadra. Oggi i ragazzi hanno dato tutto e devo ringraziarli. Cabasero non giocava da tempo, ha fatto una buona gara. Ora dobbiamo cercare di fare più punti. Anche senza Tovene e Luca abbiamo avuto occasioni. Keenan ha fatto una prestazione straordinaria, Rui Modesto è in un momento di forma eccellente. Ho pensato che riusare all'inizio perché Camarà non stava benissimo. Spero possa giocare di più nelle prossime giornate. Ora, chiaramente poi qualcuno in chat si sta chiedendo cosa ha impostato Runjaic per l'annata prossima, e se c'è già un'idea di gioco per l'annata prossima. Chiaro, io credo che qua ci sia un po' comunque, un po' di sintesi di quello che è il pensiero del mister. Cioè, intanto il mister sta cercando quest'anno di trovare una costanza, nell'energia, nell'intensità e nella capacità di reaggressione degli avversari, e tutta una serie di concetti più mentali che tecnici. Lui ha cercato di lavorare sulla testa quest'anno con risultati alterni, perché abbiamo visto che è stata una squadra sicuramente un po' scostante e che ancora sta lavorando in questo percorso. Ha lanciato poi comunque diversi giocatori interessanti, Attah e Kellenkamp. Speriamo di vedere Rui Modesto dal primo minuto con il Cagliari, vista
vista la squalifica di Zibo e Pagero che non ci saranno contro il Cagliari, anche lui Modesto è un ragazzo che magari, ecco, non ha avuto spazio fin da subito, adesso sta acquisendo minuti e sta dimostrando di avere il talento. Quindi io credo sia comunque la classica, ad oggi, annata di transizione dove Runjic sta plasmando qualcosa che poi vedremo effettivamente l'anno prossimo. Poi chiaro, so che a tanti tifosi il 3-5-1-1 fa ormai storcere il naso, però questa ce la dobbiamo mettere in tasca, nel senso che nelle idee del tecnico ci sono entrambi i moduli. Però stiamo vedendo un tecnico che vuole valorizzare il parco giovani, vuole tenere tutti coinvolti, Cabasele nella dimostrazione, che ieri titolare con tanto di fascia di capitano. Poi ovvio, ti manca Thauvin con Sanchez out per tutti i motivi che abbiamo detto prima. Questa è una squadra che perde ancora tanto, quindi sicuramente in estate Runjic dovrà riuscire a capire come trovare ulteriori soluzioni, magari valorizzando ulteriormente Kellenkamp e Attà. Però sì, vedo un tecnico che sicuramente a volte ha avuto un po' di confusione, come è normale che sia, perché va ricordato anche lui è il primo anno di Serie A, però io credo che a meno ecco, di tracolli in queste ultime 4 giornate, la reazione che c'è stata ieri contro il Bologna dimostra che i giocatori sono ancora con lui, e se si chiude l'annata in maniera positiva, poi l'anno prossimo si ripartirà sempre da Runjic, cercando di migliorare, di alzare l'asticella ulteriormente. Poi, come sappiamo, c'è il mercato che dirà tanto. Alessio, sulle parole di Runjic? Sì, sono in linea con quello che hai detto tu, sono d'accordo perché comunque, soprattutto sul fatto che anche secondo me Runjic ha la squadra in mano, sente la fiducia della squadra e non a caso comunque ieri ha scelto di schierare da titolare Cabasele che non giocava dalla fine dell'anno scorso e gli ha affidato anche la fascia di capitano e Cabasele ha risposto presente, non era affatto secondo me una scelta scontata, anzi poi comunque Rui Modesto, per quanto nella prima parte di stagione abbia fatto un po' fatica, sembrava anche a tratti non all'altezza, ecco, della Serie A, però nelle ultime uscite sta dimostrando, d'altronde Runich ha detto che è in un momento di forma eccellente e si vede, d'altronde l'ha anche schierato addirittura a centrocampo, quindi diciamo, gli ha anche affidato un ruolo che non è proprio il suo, diciamo così. E, però io sinceramente sono fiducioso in Runjaic e sono d'accordo anche che questo sia un anno di transizione perché alla fine, come hai detto tu, è il suo primo anno di Serie A. Comunque hai ottenuto la salvezza a marzo e dopo la burrascosa stagione dell'anno scorso non era affatto un risultato banale, anzi. Però ecco, poi diciamo che anche i numerosi problemi fisici non hanno aiutato e questo secondo me ha portato anche ai continui cambi di sistema di gioco dell'allenatore. Però io penso che dal prossimo anno, ecco, anche la speranza ovviamente nostra e di tutto il popolo bianconero è quella che si possa puntare anche a qualcosa di più di una salvezza tranquilla, ecco. La speranza di tutti che si riesca a mantenere una base, la buona base di partenza di questa stagione, che è frutto poi con il mercato, qualche tassello in più e con un tecnico che ha un anno in più di esperienza con questo gruppo, si possa, ecco, effettivamente poi tracciare un percorso che punti a migliorare quanto visto quest'anno. Chiudiamo la pagina udinese, apriamo quella del basket perché è stato un fine settimana importante, anche se in modo diverso per le due squadre friulane. È stato il fine settimana della festa per l'Apudine, come sappiamo con la vittoria contro Rimini l'Apu si era già garantita la promozione diretta in Serie A, quindi le ultime 2 giornate erano sostanzialmente un di più, perché l'Apu era già sicura sia della promozione che del primo posto, però i ragazzi di coach Vertemati ci hanno tenuto anche nell'ultima giornata al Pallacanera a dare tutto quello che avevano, tant'è che in una partita tesa contro una Torino che è andata anche per un momento, ha preso il largo anche, è stata una Udine che nonostante tutto, nonostante non avesse più nulla da chiedere al campionato, per festeggiare nel migliore dei modi è riuscita non solo poi a ricucire allo strappo, ma è riuscita anche a portare Torino all'overtime, andando a vincere per 108-101 e concludendo la stagione come meglio non avrebbe potuto. Poi
come sanno i tanti tifosi che si sono fermati nel post partita, c'è stata la grande festa post finale di stagione, tanta musica, tanto cibo e tante bevande per festeggiare quello che è un risultato storico, visto che dopo 16 anni l'Apu riassaggia la Serie A1 e quindi conseguentemente è arrivato anche sostanzialmente il rompete le righe e ci si rivedrà l'anno prossimo con Graci, Spedone e Vertemati, che adesso sono chiamati a costruire quello che sarà il roster, della prossima stagione, ecco. Però, ecco, è un Apu che ha chiuso come meglio non poteva con una vittoria contro Torino che, Alessio, era comunque una gara che per Udine valeva per l'orgoglio, per Torino però valeva comunque per la classifica. Esatto, sì, io penso che la partita di domenica contro Torino sia stato proprio l'emblema della meravigliosa stagione della Udine, che comunque è arrivata alla partita senza reali obiettivi, anzi, poteva anche subire, diciamo, un calo di concentrazione o quant'altro, perché alla fine i conti erano già stati fatti, però hanno voluto dimostrare fino alla fine che volevano regalare anche un'ultima gioia ancora più grande al proprio pubblico e sicuramente hanno dimostrato veramente dall'inizio alla fine di essere i più forti e come ha dimostrato il campo sono riusciti a ottenere una promozione veramente storica e contro appunto un'avversaria, come hai detto tu, che aveva in palio appunto da giocarsi la qualificazione diretta ai playoff e quindi non è stato un risultato, è stato un risultato tutt'altro che scontato, insomma. Poi ovviamente c'è stata la celebrazione di tutti i giocatori, dello staff e anche del presidente Pedone e comunque adesso sarà un periodo di cambiamenti per la Udine, perché come sappiamo dalla prossima stagione cambia anche il numero, aumenta anzi il numero degli stranieri che si possono avere in Serie A1 e quindi per quanto questa squadra comunque abbia fatto sognare tutta la città di Udine, che non si voglia, comunque bisognerà fare dei cambiamenti e qualcuno sarà costretto, diciamo, a fare le valigie. Insomma, è un po' non bello da dire, però è quello che insomma Sì, attende la società bianconera. sappiamo che c'è comunque una differenza molto importante tra la Serie A2 e la Serie A1, anche solo a livello di regolamenti, perché cambia veramente tutto da una categoria all'altra e quindi inevitabilmente, anche se magari molti si sono legati a questo gruppo, dal capitano Ali Begovic ai 2 americani, Icky e Johnson, a Undaros che magari spesso, magari per qualcuno è passato un po' in secondo piano, ma è stato un altro degli assoluti protagonisti di questa promozione, facendo veramente tutto fare sul parquet. Tutto il roster ha dato tanto, però inevitabilmente per quanto si possa essere legati a questo gruppo, poi con la Serie A1, cambiando praticamente tutto a livello di regole, probabilmente il roster sarà molto diverso. Ci sarà inevitabilmente qualche riconferma perché un minimo magari di nucleo vuoi andartelo a tenere e qualcuno come per esempio Icky una chance di dimostrare il suo talento in Serie A1 potrebbe anche avercela. Per tanti altri invece insomma ci si saluterà e sappiamo che in diversi una volta ottenuto la promozione in Serie A1 poi scelgono di rimanere anche in Serie A2, cioè l'esempio proprio è stata forse Udine dove in tanti avevano già vinto un campionato di uno o più campionati di Serie A2, però sono comunque rimasti poi nella categoria e insomma le squadre che sono andate su hanno preso altre strade, ecco. Sì, poi c'è anche da dire che comunque la fortuna, ecco, la fortuna dell'Aup è quella comunque di avere qualche mese in più per preparare la prossima Sì, stagione, anche a livello appunto di magari di qualche nuovo acquisto, perché c'è insomma, una di lu una capire bella cosa. lunga post season e ne parleremo poi lato web, Esatto, sì. esatto. E comunque sì, questo insomma, mentre magari il discorso è, anzi senza magari, il discorso è totalmente diverso per la Web Cividale che comunque ha ancora da disputare tutta la Sì. post-season, però con la vittoria a Orzi Nuovi nell'ultima giornata della regular season si è conquistata al quinto posto in classifica e la possibilità quindi di essere testa di serie ai quarti di finale dei playoff che ricordiamo disputerà contro Forlì
Sì. Il 10 maggio dovrebbe appunto iniziare la post-season di Serie A2 e la fortuna, ovviamente, che si è meritata la squadra di Pillastrini è quella di disputare le prime due gare in casa ed eventualmente anche la gara decisiva. E questo sapendo anche, conoscendo, diciamo, la forza e il valore che ha il Palagesteco, che nel corso di tutti questi anni ha dimostrato di essere il sesto uomo in campo praticamente, è un fattore da tenere in considerazione. Comunque è stato anche per insomma Cividale un campionato veramente che l'ha consacrata come una delle protagoniste, ecco, della Serie A2, non più come diciamo un outsider, anzi, perché comunque nella prima parte di stagione è sempre stata nelle prime tre posizioni e poteva anche dare la sensazione che potesse insomma provare a raggiungere un risultato storico. Poi diciamo che con la finale di Coppa Italia raggiunta, altro traguardo veramente incredibile, ricordiamo da 5 anni della sua fondazione, diciamo che c'è stata una piccola flessione che però poi Pilastrini ha saputo diciamo, riportare i suoi ragazzi verso la strada giusta e conquistare comunque un quinto posto che è veramente un grandissimo risultato per questa società. Assolutamente sì, e con questo fine settimana, come appunto hai giustamente ricordato, si è chiusa la regular season e sarà una post-season bella lunga, da cui appunto il vantaggio che citavamo prima per l'Apu, che oltre a potersi godere lato magari giocatori e diversi membri dello staff, un po' di vacanze in più, che non fa mai male, permetterà soprattutto a tutto lo staff, a livello proprio di dirigenza e di preparare già il roster inizia la prossima Serie A1, mentre tante altre squadre si stanno adesso giocando l'altro posto per la promozione e si partirà dai play-in per un'annata molto particolare, perché non solo il tabellone unico, che come sappiamo ha creato tante insidie per tante squadre, perché cambiando completamente il format, con tanti turni infrasettimanali, un po' tutte hanno attraversato un momento di difficoltà, tant'è che la classifica finale è anche abbastanza diversa da quelle che erano le griglie dei pronostici. Ora adesso in stile NBA abbiamo anche i famosi play-in che vedranno come prime protagoniste Avellino, Brindisi, Pesaro e Torino, proprio la Torino battuta dall'Apu. Dopodiché la vincente tra Avellino e Brindisi andrà contro Verona, mentre la vincente tra Torino e Pesaro andrà a sfidare la Fortitudo. E devo dire, è un lato di tabellone molto interessante perché la vincente tra Fortitudo e quella tra Pesaro e Torino va contro Cantù. Quindi è un lato da tenere sicuramente decisamente d'occhio. Poi sappiamo che invece dall'altra parte ci sono appunto Avellino, Brindisi, Verona e soprattutto c'è anche la Web che da quinta forza del campionato affronterà Forlì, forte del fattore caso, ottenuto battendo Orzinuovi, che comunque fattore casa, soprattutto col Palagesteco, potrebbe essere importante per indirizzare già bene la serie, perché in primis hai saltato i play-in e quindi ti eviti le partite extra, che già quello con il calendario bello intenso che hai avuto, riuscire a saltare qualche partita può essere veramente un fattore in più. Poi, primo turno, 2 partite, hai già le prime 2 partite in casa, a riuscire magari, ecco, a indirizzare già bene la serie potrebbe permettere alla Web di diventare un po' quella mina vagante in una tabella playoff che vede tante forze che erano candidate a una promozione diretta e che invece devono passare per la fase 2, mi verrebbe da dire. Esatto, esatto. Poi comunque diciamo che proprio il fatto che ad esempio delle squadre che comunque sono più blasonate, che hanno anche una storia diversa dalla Web, come ad esempio mi viene da pensare la Fortitudo, che comunque deve giocarsi i play-in e comunque il fatto che i friulani abbiano finito la regular season davanti a queste squadre fa veramente onore e gratifica tutto il grande lavoro che è stato fatto in questi anni. Poi comunque diciamo che secondo me il quarto di finale è del tutto equilibrato contro Forlì, che comunque la Web ha battuto in entrambe le occasioni nella regular season, infatti proprio per questo motivo le è finita davanti, ha potuto sfruttare e potrà sfruttare il fattore casa e poi diciamo, come hai detto bene tu, potrebbe essere una mina vagante e nell'eventualità potrebbe esserci Rimini che certo ha dimostrato di essere la seconda forza di questo campionato, ma ricordiamoci anche che la Web
ha già battuto Rimini nella semifinale di Coppa Italia, dandole un distacco di 30 punti. Quindi ovviamente la post season secondo me è proprio una parte di stagione completamente diversa diciamo, dalle 38 giornate normali, però secondo me è giusto sognare in grande, perché comunque in una Serie A2 veramente tosta e veramente competitiva ci possono anche essere delle sorprese, ecco. Bene, molto bene. Adesso in chiusura un rapido passaggio su quello che è invece il futsal, perché si è domenica, prima gara d'andata per il futsal Cividale, che è andata a fare visita al mi perdonerete se la pronuncia non è corretta, è andata direttamente in Alto Adige contro il Neugries per il turno play-out con la squadra del Tita Pittini, che sta cercando di mantenere la categoria conquistata l'anno scorso, ma per farlo deve appunto passare a sua volta per la post-season, una gara che è stata assolutamente positiva per i ragazzi di coach Pittini, perché sono riusciti a vincere per 4-2 in casa degli avversari, e adesso la strada non dico che sia in discesa, però sicuramente per quanto riguarda il ritorno in quel di Cividale è un risultato assolutamente positivo, perché come in tutti gli sport ottenere un risultato importante in trasferta, poi vuoi o non vuoi un po' la strada in discesa te la mette per la gara di ritorno, dove le Aquile potranno sfruttare il fattore casa, che speriamo faccia la differenza in questa lotta per la salvezza. Sarebbe importante riuscire, ecco, a mantenere per questa stagione la categoria appena conquistata. Dopodiché, in chiusura, un doveroso passaggio anche per quanto riguarda il volley. Come sappiamo, purtroppo la CDA Talmassonsi invece non è riuscita a mantenere la categoria, è di nuovo retrocessa dopo aver conquistato la Serie A l'anno scorso, e chiaramente adesso, a retrocessione acquisita, la società della CDA sta definendo il roster. Nei giorni scorsi ha annunciato gli arrivi di Mistretta ed Henneking, adesso si va con le riconferme, e l'anno prossimo Talmassons potrà contare ancora su Gannar e Feruglio, che hanno rinnovato il proprio accordo e quindi saranno ancora in rosa per un'altra stagione, e svolgeranno la funzione un po' di veterani, avendo già vissuto essendo già, ecco, in roster, e quindi si ripartirà anche da loro. Benissimo. Detto questo, ragazzi, per questa puntata dell'agenda di martedì 29 aprile è tutto. Io ringrazio Alessio per avermi accompagnato. Grazie a te, un saluto. Ringrazio la regia per il lavoro che svolge nel lato caricamento delle view telegrafiche, è stata puntualissima. Io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo come sempre domani con una nuova puntata dell'agenda, per aggiornarvi su tutte le novità dello sport in Friuli. Un saluto e alla prossima. Ciao! Udinese lotta mai si arrende, Udine top anche nel basket, il cuore si accende, Cividale grinta e passione, Volley Talmassons vola, che emozione, l'agenda chiama, resta con noi, Friuli Sportivo, siamo eroi, risultati con l'azione, ogni giorno un'emozione. Siamo con te.